tra Ministero e Regione, ennesima inchiesta rischia di fermare i lavori per la costruzione della Pedemontana, insorge il mondo produttivo pronto a scendere in piazza pur di tenere aperti i cantieri. Domani 748.000 trevigiani chiamati alle urne per il rinnovo dell'Europarlamento, 385.000 quelli che si esprimeranno anche per eleggere il sindaco, amministrative in 56 comuni. Un appuntamento, quello elettorale, che Antenna 3 seguirà con una lunga diretta, speciale Ring, in onda domani sera dalle 22:30, ospiti, collegamenti, risultati, l'esito del voto in diretta TV. Rimane per il momento agibile l'abitazione della famiglia di Corbanese di Tarzo, che si è ritrovata con metà giardino portato via da una frana al cedimento nel cuore della notte. Vasta indagine da Trieste ha permesso di sgominare una rete di fornitori di marijuana per le piazze del centro e nord Italia. Arrestato a Roma uno dei presunti vertici dell'organizzazione, un nigeriano. Niente status di rifugiato, 20enne nigeriano fa eruzioni in uno studio medico trascinando con sé sotto minaccia lo psichiatra che lo aveva curato, disarmato dalla polizia e denunciato. Commozione a Cappella Maggiore, presentato ieri sera per la prima volta dal coro Ana di Oderzo il canto dedicato a Iroso, ultimo muro alpino, morto il mese scorso all'età di 40 anni. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano le reazioni all'inchiesta che rischia di fermare i lavori per la costruzione della superstrada Pedemontana. Oggi presa di posizione del mondo produttivo, pronti a scendere in piazza pur di mantenere aperti i cantieri. Sentiamo. Pronti a scendere in piazza al fianco della Regione per difendere la Pedemontana. Questa è la reazione del mondo produttivo veneto dopo quanto accaduto nei giorni scorsi con la magistratura ad indagare sulle discariche abusive riaperte durante i lavori in trincea. Rifiuti solidi urbani interrati da decenni subito bonificati e tutto regolarmente descritto da documenti facilmente consultabili in Regione. A questo si contrappone la denuncia alla Procura, che rischia di bloccare i cantieri con inevitabili conseguenze per le nostre imprese già penalizzate. 560.000 imprese. Credo che la Pedemontana debba essere finita, non si può ritardare ancora. I dati di questi giorni che abbiamo pubblicato sono chiarissimi sulla situazione dei trasporti in Veneto, sia di merci che di persone. Un ulteriore ritardo vuol dire mettere ancora in condizioni le imprese di stallo, e questo è impossibile. Ecco perché gli imprenditori sono disposti a scendere in piazza, purché l'opera venga ultimata. È incredibile vedere in questi periodi, quando si blocca l'A4 nella zona di Portogruaro, il traffico di camion che si riversa sul nostro territorio è qualcosa che blocca un po' tutto. Se non riusciamo a creare delle possibilità di movimentazione delle merci, l'economia avrebbe sicuramente dei riflessi. E i numeri sulle infrastrutture alternative di competenza nazionale non fanno altro che confermare ciò che potrebbe accadere se non si completa al più presto la Pedemontana. Abbiamo un sistema ferroviario ingessato, 1800 km di rete ferroviaria, di questi 1800, 687 sono elettrificati e gli altri no. E su 1800 km abbiamo solo 30 km di alta velocità tra Mestre e Padova, e abbiamo il 35% della nostra rete ferroviaria che ancora funziona non più a corrente elettrica ma a diesel. Questa è l'arretratezza, 50 anni di arretratezza. Una arretratezza che contrasta con il nostro dinamismo imprenditoriale e che forse a questo punto suscita invidia a più di qualcuno, pronto ad utilizzare la burocrazia pur di non veder volare il Veneto. Giornata di silenzio elettorale, quella di oggi, e domani urne aperte per le votazioni europee ed amministrative in 56 comuni della Marca. Tabelloni, schede, ultimi preparativi ai seggi elettorali per allestire la macchina del voto. 748.192 trevigiani chiamati alle urne domani, domenica 26 maggio, per il rinnovo del Parlamento europeo. Di questi, oltre 385.000 votano anche per l'elezione del sindaco e dei consiglieri comunali in 56 comuni della Marca. Per le europee si vota tracciando un segno sul simbolo del partito prescelto, possibile esprimere fino a 3 preferenze. Attenzione all'alternanza di genere, uomini e donne, pena l'annullamento del voto. Nella Marca sono 54 le amministrazioni comunali uscenti. Ponte di Piave torna alle urne perché commissariato, mentre si vota per la prima volta nel primo comune unico della Marca, Prieve del Grappa, nato dalla fusione di Crespano e Paderno.
4 i comuni che superano i 15.000 abitanti: Mogliano, Preganziol, Vittorio Veneto e Paese, comuni che potrebbero quindi andare al ballottaggio il prossimo 9 giugno se al primo turno nessuno dei candidati riesce a raggiungere la maggioranza assoluta dei voti, quindi il 50% più 1 delle preferenze. Ore di lavoro ai seggi per gli ultimi preparativi in vista del Tour de Force di domani per gli scrutatori. Trovo che ci sia una buona mole di lavoro, bisogna stare particolarmente attenti, però la trovo anche una bella esperienza responsabilizzante. Complessivamente nella Marca sono scese in campo 151 liste con 125 candidati sindaco e 1996 candidati consiglieri comunali. Un appuntamento che Antenna 3 seguirà domani con una lunga diretta speciale Ring in onda domani sera, domenica, a partire dalle 22:30. Urne aperte domani dalle 7 alle 23 per il voto europeo ed amministrativo. Subito dopo la chiusura dei seggi comincerà lo spoglio delle schede, un appuntamento che Antenna 3 seguirà con una lunga maratona elettorale in onda a partire dalle 22:30 di domenica. Puntata speciale di Ring con i risultati dello spoglio in tempo reale, ospiti in studio, commenti sull'andamento del voto, collegamenti in diretta, una lunga notte per scoprire chi sarà a rappresentare il nostro territorio nel prossimo Parlamento europeo e gli effetti che il voto di domenica avrà sul governo e la politica nazionale. Un appuntamento da non perdere, quello di domenica notte su Antenna 3, che tornerà sempre in diretta ad analizzare il voto con tutti i risultati delle amministrative nei 321 comuni veneti chiamati alle urne. Nuovo appuntamento dunque sulla nostra emittente lunedì a partire dalle 12:30 e poi in prima serata dalle 21:15 torna Ring con tutti gli ultimi aggiornamenti e i commenti sull'esito del voto. Andiamo ora a Corbanese, frazione di Tarzo, dove una frana di notevoli proporzioni ha aperto una vera e propria voragine nel giardino di un'abitazione. Vediamo. Ho sentito, ho aperto il balcone, così ho visto la voragine e sono rimasta un attimo lì. Una volta uscita in giardino, la proprietaria di questa casetta nelle colline di Corbanese non credeva ai suoi occhi. A meno di 4 metri dalla soglia di casa il terreno del suo giardino era completamente franato, un'area verde di più di 300 metri quadrati scesi a valle in pochi secondi. Circa 1500 metri cubi di terreno con una palma e alcune piante che sprofondando verso valle hanno aperto una voragine nel giardino della casa. Il terreno, secondo il parere degli esperti, ha ceduto nel cuore della notte perché zuppo d'acqua per le piogge incessanti di questo mese. Non sapevo cosa pensare, sono rimasta allibita perché non era una cosa che mi immaginavo, quindi sì, ho avuto paura, ma anche incredulità in quel momento. Ecco. La frana è stata subito segnalata dalla giovane proprietaria all'amministrazione comunale. Del crollo sono stati avvisati anche i servizi forestali, la regione e la provincia. Il geologo e i tecnici sono arrivati per un primo sopralluogo per capire la problematica e le competenze. L'abitazione per ora rimane ancora agibile. In attesa di un intervento la frana è stata ricoperta con dei teli, così da limitare eventuali nuovi crolli in occasione delle piogge annunciate per i prossimi giorni. Un fronte franoso di una ventina di metri di lunghezza come questo crea allarmismo fra gli abitanti di queste zone collinose. Il maltempo, unito ai numerosi lavori di spianamento per far sorgere i vigneti, può causare altri smottamenti, secondo i residenti. Qua scusa che hanno fatto dei vigneti, qua hanno scavato e non hanno tirato fuori le acque e purtroppo Sorgeranno altri problemi in futuro secondo lei? per forza. Arrivata anche a Treviso con dei sequestri la vasta indagine partita da Trieste che ha permesso di sgominare una rete di fornitori di marijuana per le piazze del centro e nord Italia. Sentiamo. Avevamo accertato tutta una serie di episodi e quindi l'esigenza è stata quella di cercare di ricostruire i canali di approvvigionamento dello stupefacente che da fuori Trieste arrivava qua in città e poi veniva riversato in ambito locale. L'indagine è partita dal sequestro di droga dell'ottobre scorso a Trieste tra via Udine e zona Silos, che ha permesso di individuare una presunta catena di fornitori tra Friuli Venezia Giulia, Veneto e altre regioni del nord. Da quell'operazione la polizia è risalita a un uomo di 30
34 anni, cittadino nigeriano, che è stato arrestato ieri a Roma in quanto considerato attivo nel rifornire tramite corrieri droga a connazionali nel centro e nord Italia. Abbiamo ricostruito i vari canali, le varie catene, i vari anelli della catena di spaccio e siamo riusciti in un primo momento ad arrivare ad alcuni snodi veneti come Vicenza, Padova o Venezia, e poi da lì siamo riusciti ad individuare questo soggetto residente a Roma, un nigeriano, che aveva la disponibilità di una serie di corrieri che inviava a seconda della bisogna ai vari punti di snodo di smercio dello stupefacente in alcune città del centro e del nord Italia. Le indagini, coordinate dalla Procura di Trieste e condotte dalla mobile della locale questura, hanno portato gli agenti ad arrestare in flagranza 13 corrieri originari prevalentemente della Nigeria e a sequestrare quasi 206 kg di marijuana tra Pisa, Genova, Torino, Vicenza, Treviso e Udine. Dalle indagini è inoltre emerso che il cittadino nigeriano arrestato ieri aveva cominciato ad attribuire al malocchio la frequenza degli arresti dei corrieri e dei sequestri. E questo indagato era convinto che ci potesse essere una sorta di malocchio attorno al suo operato e quindi si è rivolto a una sorta di sciamano per allontanare queste maledizioni e avere una sorta di impunità, cercando di fare una sorta di rito dell'invisibilità del corriere che trasportava lo stupefacente. Momenti di paura ieri mattina per uno psichiatra trevigiano aggredito da un giovane nigeriano andato su tutte le furie dopo che gli è stato negato lo status di rifugiato. Ha aggredito uno psichiatra negli uffici della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, puntandogli una penna al collo. Sono dovuti intervenire gli agenti delle volanti per disarmare l'individuo e liberare il medico. Si tratta di un 20enne nigeriano, poi denunciato per i reati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. L'episodio ieri mattina verso mezzogiorno, con il ragazzo che, vistosi rifiutato lo status di rifugiato, era andato su tutte le furie, dirigendosi poi a piedi verso il centro di salute mentale di via Venier a Treviso. Qui aveva fatto irruzione nell'ambulatorio dello psichiatra da cui era stato in cura qualche mese prima, costringendolo a seguirlo fino alla sede della commissione, dove il medico avrebbe dovuto convincere i funzionari a consentirgli di rimanere in Italia in quanto malato psichico. L'intervento della polizia ha evitato che qualcuno rimanesse ferito. Ed ancora cronaca, un furto negli spogliatoi del campo sportivo di Dosson, un altro in canonica Casier, denunciati dai carabinieri 2 ladruncoli. 2 giovanissimi, uno 18enne e l'altro appena 17enne, sono loro i responsabili di 2 distinti furti avvenuti nelle scorse settimane a Casier. Il primo negli spogliatoi del campo sportivo di Dosson lo scorso 9 marzo, dove era sparito uno smartphone del valore di 800 euro. I carabinieri sono riusciti a risalire a un 18enne di origini albanesi con piccoli precedenti di polizia, che è stato quindi denunciato a piede libero. Durante la perquisizione è stato ritrovato il telefono rubato, ora sotto sequestro, in attesa di essere restituito al proprietario, un coetaneo del ladruncolo residente a Preganziol. Denuncia a piede libero anche per il 17enne, residente in provincia, accusato di aver rubato lo scorso 25 aprile nella canonica della chiesa parrocchiale di Casier un proiettore. I carabinieri avevano ritrovato l'apparecchio su un sito dove il minorenne l'aveva messo in vendita. Anche in questo caso la refurtiva è stata recuperata. Cambiamo ora argomento, torniamo a parlare del maltempo delle scorse settimane che ha già causato conseguenze pesanti in agricoltura, in particolare sul settore frutticolo. Vediamo. Qui ovviamente possiamo avere qualche esempio di ciliegia rotta e sicuramente nonostante il telo. Ecco le conseguenze delle piogge continue di queste settimane sulla produzione di ciliegie nella Marca. Qui siamo nel Monte Bellunese, nonostante reti e teli di copertura i danni sono più che evidenti. Alcune varietà sono quasi non raccoglibili, sarà da decidere se appunto dedicarle a un mercato particolare, marmellate eccetera, ma ce ne sono tante rotte. Altre varietà si sono salvate, però non è sicuramente un'annata facile. Secondo lei quanto perderà di produzione? Difficile a dirsi, adesso la rottura, il cracking sulle ciliegie ce l'abbiamo sulle precoci,
mentre sulle medie e sulle tardive è ancora presto per fare questo danno. Se parliamo delle precoci, credo che un 50% se ne sia andato con il cracking. E non va meglio per un'altra varietà che dovrebbe essere abbondante in questa parte dell'anno. Oltre all'acqua, le albicocche hanno subito la grandine con queste conseguenze. Questo è un risultato di una grandinata che c'è stata a fine aprile, stesse date quando c'è stata anche nel prosecco, appunto. Ha colpito in maniera decisamente leggera, tanto che se si guardano le foglie non ci si accorge neanche, però sul frutticino in formazione ha sicuramente danneggiato. Ce ne sono diverse come queste più danneggiate, altre quasi niente, ma appunto diventa un prodotto rovinato. Ecco, se nelle ciliegie il prodotto rovinato è al 50%, dicevamo prima, con l'acqua, qui invece a quanto siamo? Beh, qui sulle varietà, io ho varietà precoci fuori rete antigrandine, varietà medio tardive sotto rete. Sotto rete si sono salvate, fuori rete, che sono queste, di segnate ce n'è una quantità importante, che ne so, l'80% dei frutti è segnato da grandine. La nostra rubrica, lo dico ad antenna, ci porta oggi a Musano di Trevignano con l'appello di una vedova per la sistemazione di un blocco di loculi del cimitero. A dicembre è morto mio marito di 5 anni fa e dopo 4 anni sono andata dal sindaco e ho chiesto se gentilmente si poteva fare una tettoia. Ha chiamato Antenna 3 la signora Paola per vedere se finalmente riuscirà a vedere esaurita la sua richiesta. Siamo nel cimitero di Musano di Trevignano. I loculi nell'ex cappelletta del Camposanto sono sprovvisti di una copertura che consenta un po' di riparo a chi, come Paola, vuole fermarsi a dire una preghiera davanti alla sepoltura del proprio caro. Una richiesta semplice, quella della signora, che però, nonostante i ripetuti rinnovi dell'appello, non ha avuto seguito. L'ultima risposta avuta dall'amministrazione comunale, racconta la vedova, risale allo scorso autunno. Guarda, fasemo, però bisogna vedere, e comunque entro a fine anno, che sarebbe stato l'anno scorso, dovremo fare, perché sennò perdiamo i soldi. Siamo a metà maggio di un anno dopo, i soldi, non si sa dove che sia finiti, quindi adesso chiedo gentilmente se può avere questa tettoia e un po' di marciapiede, perché l'ultima pioggia che ha fatto l'acqua arrivava fino a qua. Per mettergli un fiore a mio marito ho dovuto togliermi le scarpe. Una tettoia che assicurerebbe anche una maggior protezione ai fiori, con conseguente maggior decoro dei loculi. Si rovina col vento, con la pioggia che batte, o te li metti di plastica perché sia sempre un fiore, un segno, e se no bisogna che te venga tutte parte tutti i giorni comunque, però è giusto che sia curato. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, a tra poco. Rieccoci in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri TG. Parliamo ora di mototerapia che è arrivata all'ospedale Cafoncello. Il campione mondiale di freestyle Vanni Oddera è stato a trovare i bambini della pediatria, dove ha portato un po' di gioia ed allegria. Vediamo. Con la moto lungo i corridoi dell'ospedale, con la voglia di saltare l'ostacolo, di rubare tempo alla malattia e portare tanta gioia ai baby pazienti ricoverati nel reparto di pediatria del Cafoncello. È questo lo spirito della mototerapia che Vanni Oddera, campione mondiale di freestyle motocross, ha voluto portare fra i bambini. Perché la moto deve essere per pochi, può essere per tutti, quindi ho voluto portare la moto in ospedale, fare le mototerapie per i ragazzi disabili. Per il campione ed il suo team, composto da tanti professionisti delle due ruote, non è la prima volta che la mototerapia entra nei corridoi dei reparti pediatrici. E con questa iniziativa che Vanni ha inventato e noi tutti del team da boot seguiamo con grande interesse, è veramente una grossa emozione tutte le volte essere all'interno degli ospedali, portare una ventata d'allegria e passare un'ora assieme togliendo del tempo alle problematiche, penso che non abbia prezzo. Corse con le moto elettriche in grado di regalare momenti indimenticabili ai bambini.
Insella le moto per regalare il vento in faccia a qualcuno che sensazioni di questo tipo non le ha mai provate. La cosa bella è che tutto questo, oltre a fare del bene a chi riceve, fa del bene anche a chi guarda, perché gli fa scatenare poi quella luce dentro, quella scintilla che accende le persone a voler fare. Non è stato facile per i campioni entrare in ospedale con le moto, ma l'iniziativa è stata fin da subito accolta favorevolmente dalla direzione dell'ospedale. Bellissimo, ma soprattutto bello perché sta portando veramente amore e allegria tra i bambini, questa è una grande cosa. Significa anche all'interno della pediatria dell'ospedale trovare la normalità e la felicità della vita e il divertimento soprattutto. Anche i bambini con disabilità, che si vede dagli occhi che sono felici. Svelati brano e musica del canto dedicato a Iroso, ultimo mulo alpino, interpretato per la prima volta ieri sera dal coro Ana di Oderzo. Generale Iroso, uno come te, forte e generoso, altro non ce n'è. Sei rimasto il solo, l'ultimo del coro, dei giganti buoni, ragli canti e suoni. Claudio Provedel, direttore del coro Ana di Oderzo, intona il canto che lui stesso ha scritto e musicato per Iroso, l'ultimo mulo alpino, matricola 212, morto a fine aprile all'età di 40 anni e già omaggiato nel corso dell'ultima adunata nazionale di Milano, dove ha sfilato il suo basto. Il brano è stato cantato per la prima volta ieri sera nella tenuta del proprietario di Iroso, l'alpino Toni De Luca, ad Anzano di Cappellamaggiore, e sono stati momenti di grande emozione. C'era l'idea di cantarlo proprio davanti a Mulo Iroso, ricordo l'ultimo mulo di questo reparto, dell'ultimo reparto Salmerie che si trovava a Belluno, e cantare proprio a casa sua davanti a lui che ascoltava con le sue belle orecchie, però non c'è stata questa possibilità in quanto il 29 aprile è andato avanti come tutti gli alpini che non muoiono ma vanno avanti. Lo stesso lo sentivamo ieri sera con noi, perché c'erano le sue ceneri, ma proprio lo visualizzavamo come fosse lì presente. Centinaia di alpini della sezione di Vittorio Veneto, le loro famiglie, un'emozione fortissima grazie anche alla presenza dell'ultimo comandante delle Salmerie, il tenente Nocentini. Ora il canto per Iroso sarà registrato e inciso su CD il prossimo 6 giugno. Da una scuola è intanto arrivata la richiesta di poter avere a disposizione testo e musica per insegnarlo ai ragazzi. Sei rimasto solo, l'ultimo del coro, dei giganti buoni, ragli canti e suoni. Ci spostiamo ora a Spresiano, dove oggi pomeriggio si è aperta una mostra davvero particolare, macchine ed oggetti del mondo agricolo di ieri e di oggi, ricostruiti rigorosamente in scala per dei presepi laici, tutti da scoprire. Vediamo. Questi era proprio a mia vita da piccolo, che adesso non avendo più spazi della campagna, sono pochi metri. Racconta così la sua passione per il modellismo agricolo, uno dei partecipanti all'esposizione organizzata dalla Pro Loco di Spresiano. E lo spettacolo nel salone dietro la chiesetta storica della cittadina racconta da solo l'attenzione a volte maniacale per la ricostruzione in scala di luoghi ed oggetti della nostra civiltà contadina. Una mostra, ma soprattutto un viaggio nel tempo per luoghi ed attrezzature che difficilmente si possono incontrare nella quotidianità. Come per questo aratro, perfetta ricostruzione in scala di quelli utilizzati nella nostra bassa per le paludi bonificate, o questa seminatrice a cui manca solo un Landini a testa calda davanti. Oggetti identici sine minimi particolari agli originali. Guardate le rifiniture di questo vomere, frutto non solo di passioni, ma di una straordinaria manualità. Qualcuno forse superficialmente li considera giochi per bambini troppo cresciuti, mentre in realtà sono per certi versi un disperato tentativo per non cancellare la memoria di un tempo, fatto di fatiche, ma anche di un ritmo dell'uomo legato alle stagioni. Ecco perché accanto a questi straordinari oggetti ci sono dei veri e propri presepi laici dedicati alla civiltà contadina. Così come per il periodo natalizio ci sono i figuranti, alcuni semoventi, per raccontare come si segavano i tronchi, altri fissi per un rito oramai scomparso dalle nostre aie, quello del sacrificio del maiale.
E ammirando queste opere si capisce quale sia la forza che spinge questi appassionati a spendere il proprio tempo per creare queste composizioni. È la fede incrollabile per quei valori e quella vita che in fondo sono ancora le solide radici della nostra civiltà. Presentati a Bassano i campionati italiani di paraciclismo, tra i protagonisti la campionessa trevigiana Francesca Porcellato. Sono molto felice che sia Marostica che Bassano organizzino questo evento, perché sono convinta che sarà un evento spettacolare sia per la popolazione che per gli atleti che parteciperanno a queste due magnifiche gare. La rossa volante Francesca Porcellato, atleta azzurra paralimpica, plurimedagliata ai Giochi Paralimpici così come ai mondiali di atletica, sci di fondo e ciclismo, madrina d'eccezione alla presentazione ufficiale dei circuiti di gara dei campionati italiani assoluti di paraciclismo in programma il 22 e 23 giugno lungo le strade di Bassano e Marostica. L'assegnazione del cronometro avverrà nel sabato pomeriggio, quindi il giorno della prova a cronometro, direttamente nella piazza di Marostica. La gara è linea la domenica mattina con inizio alle 8:30 dal Viale delle Fosse su un circuito cittadino, anche questo di 5 km e 500 metri, con l'attribuzione delle maglie tricolori a fine giornata intorno alle 17:30-18 sul Viale delle Fosse con scenario il Monte Grappa che fa da cornice a questi campionati italiani assoluti di paraciclismo. I ciclisti già iscritti e provenienti da tutta Italia sono 150, ma si prevede di toccare quota 200 per una grande festa di sport e divertimento. Saranno due circuiti veramente molto tecnici, molto impegnativi, ma che daranno lustro alla maglia tricolore che poi si andrà a vincere, e lo spettacolo sarà assicurato sia da parte dei protagonisti, dunque degli atleti, che dalle persone che verranno a vederci, ad applaudirci e a sostenerci. Era questo l'ultimo servizio da Treviso, grazie per essere stati con noi, a tutti un buon proseguimento di serata, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Tempo sostanzialmente stabile sulle nostre regioni, anche se non mancherà una lieve instabilità in alcuni settori. Vediamo il dettaglio di domenica 26 maggio. Sul Veneto il sole sarà prevalente, il cielo sarà poco nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio non si esclude qualche nube in più sui rilievi del Bellunese, anche con qualche isolato rovescio. Temperature minime tra 12 e 16 gradi, massime oscillanti invece tra 19 e 23 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il tempo sarà asciutto e stabile dappertutto, sarà infatti una bella giornata di sole e il cielo sarà sereno o al massimo con la presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 13 e 16 gradi, massime comprese invece tra 20 e 24 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove invece la situazione cambia perché avremo piogge sparse ma piuttosto frequenti, localmente anche alternate a qualche schiarita. Temperature minime tra 11 e 13 gradi, massime tra 23 e 24 gradi, dunque piuttosto gradevoli. Bene, questo aggiornamento meteo per ora termina qui. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.